trasferta difficile, insidiosa, come ha trovato la squadra e quali sono le insidie di questa trasferta in terra campana? Ci arriviamo con qualche problemino perché perdiamo Cuffa, perdiamo Dramé, perdiamo Milanetto, più i soliti lungodegenti Allenius, Giugi e Jelenic, e Italiano è impermesso per un lutto familiare, quindi ci rientra penso domani a pranzo, vediamo come rientra. Trasferta appunto a Castellammare, squadra insidiosa, sta facendo bene soprattutto con quei tre davanti. Sì, è una squadra che ha fatto un campionato secondo me strepitoso fino ad oggi. Una squadra che sta bene, che è in salute, però insomma, andiamo a fare la nostra partita. Una squadra che peraltro fino ad oggi dimostra di non volersi accontentare del bello che ha fatto vedere fino ad adesso, ma di voler andare avanti fino alla fine così. Sì, io l'allenatore lo conosco, l'ho avuto, una squadra penso che lo rispecchi in pieno, una squadra che non molla mai, una squadra che comunque ha anche della qualità perché uno non arriva soltanto con l'agonismo a fare 50 punti. Sappiamo che è una partita, anche per il tipo di ambiente che troviamo, difficile. Ecco, appunto richiede una tattica particolare anche per l'ambiente. No, penso che sarà una partita maschia, vibrante, ecco, questo sì, fisica, una partita molto fisica, per il tipo di campo che troviamo, per il tipo di caratteristiche dell'avversario e anche per il tipo di ambiente in cui andiamo a giocare. Però insomma, abbiamo una squadra che sotto questo punto di vista qua è preparata, quindi non abbiamo adottato accorgimenti particolari se non il solito per provare ad andare a fare risultato. Ecco. Questo non lo obbliga a delle scelte di un certo tipo, questa fisicità? Non c'è mai controprova, nel senso che tante volte ho pensato che il piccolo contro il grande potesse fare la differenza, poi magari non è sempre così, dipende da tante cose e nel mio caso comunque ho tante defezioni, quindi vediamo un po' come ci arriviamo. Si è rivisto il 4-3-3, modulo che riutilizzerà in futuro oppure è stato così per l'occasione? No, è il modulo per cui è stata costruita questa squadra qua, è stato accantonato perché secondo me c'è stato un momento dove non rendeva più come prima, però ho giocatori per giocare in questo momento qua anche con altre soluzioni. Penso che in questo momento sia un vantaggio soprattutto per noi essere un po' imprevedibili, quindi vediamo. Quindi non nasconde sorprese anche per domani? Sorprese eclatanti non ce ne sono, però ci può essere qualche accorgimento. Sì. Ma è andata in questi 2 giorni la prova su questo terreno qua? No, ma non è stato. Ieri è stato dovuto al fatto che sapevamo che piovesse, quindi per 6 ore è impossibile allenarsi. Poi c'è concomitanza col fatto che c'è sintetico da loro, ma è più casuale. Non penso che un allenamento nel sintetico mi faccia far meglio o peggio venerdì. Non siamo riusciti a fare tantissimo sotto il profilo del lavoro ieri per il tempo, quindi poi oggi abbiamo cercato di mediare un po'. Siamo venuti qua perché è un campo dove ci si può allenare. Senti, 8 partite, hai detto, bisognava qualche settimana fa hai detto, dopo una partita forse penso che 65 punti non bastino per essere dentro i playoff, lasciando per ora perdere i 3 punti che ballano. 9 punti in 8 partite, secondo te sono sufficienti per arrivare ai playoff oppure secondo te ce ne vuole qualcuno in più? Al di là delle tabelle, perché io so che tu sei infatti, un po'. No, perché è difficile fare un calcolo. Dietro corrono, davanti hanno rallentato, però è anche vero che non è detto che dietro continuino a tenere questo passo qua. Anche perché domani c'è Sampdoria, Brescia. Poi ci sono gli scontri diretti, qualcuna si ferma. Io penso che 65-66 punti alla fine 66 forse possano bastare. È un po' diverso rispetto all'anno scorso dove la Regina è andata dentro a 61 una partita dalla fine, quindi noi saremmo andati dentro da sesti anche a 60 l'anno scorso, quest'anno è impensabile. Quindi insomma è un traguardo, diciamo 10 punti, 11 punti in 8 partite. È un traguardo che una squadra come la nostra deve provare a centrare, perché ne abbiamo le possibilità e credo in questo momento qua sotto il profilo delle motivazioni non dico che sia superfluo, però mancano 7 settimane alla fine perché c'è l'infrasettimanale. Tutti i giocatori sanno a cosa andiamo incontro, tutti i giocatori sanno l'importanza che può avere per tutti, per il nostro proseguo, fare un risultato importante, quindi con l'atteggiamento ci siamo. Ecco.
Senti, la scelta del modulo della formazione tiene presente del sintetico, quindi magari si muovono meglio i giocatori, più agili, più veloci, i tiri da 20 metri, no, No, tengo conto di tante assenze che ho più che altro. quello per un po' sì, certo. Sì, questa è la prima prerogativa sul fare la formazione di domani, insomma. Sono 5 fuori, il sesto rientra un lutto, non so, Se non siamo indiscreti, che credo sia la nonna. la nonna, Sì. quindi, a cui lui era molto attaccato, però vero? È andato giù in Sicilia. Boh. Quindi è da vedere un po' con quanti siamo e come siamo. Però, Cosa ha detto? no, è solita visita. È carico, lo siamo anche noi, dopo c'è anche l'avversario. Ecco, sarà importante domani fare ottimo risultato anche per poter tornare all'Euganeo la successiva partita così magari con una predisposizione migliore di quella che è stata nelle ultime partite, no? Perché si risente sempre anche dei risultati precedenti, sono 2 di fila in trasferta, una cosa eclatante. Sì, però in questo momento qua io non mi fisserei tanto sul discorso dell'Euganeo oppure no, in fin dei conti giochiamo in casa nostra, domani giochiamo in casa di una squadra che penso sia l'emblema del fare risultato in casa, nel senso che secondo me a loro l'ambiente casalingo ha dato dei vantaggi enormi quest'anno, anche se hanno fatto bene dappertutto. Però è differente andare a giocare in ambienti caldi come può essere quello di Castellammare, ma noi in casa non è che viviamo di problemi o di ansie. Abbiamo toppato secondo me qualche risultato di troppo dove potevamo e dovevamo fare meglio, però insomma viene da noi una squadra come il Pescara, che è una squadra che viene per far partita loro, ne verrà fuori sicuramente un incontro aperto a qualsiasi soluzione, però non chiuso e non brutto sicuramente. Senti, tornando a loro, c'è questo pericolo Sau, hai degli accorgimenti particolari, visto che hai parlato con la difesa, presumibilmente noi riteniamo che sia la stessa, più o meno di Livorno, però ecco, sapendo che questo qui è molto veloce, che l'andata ci ha anche castigato e via dicendo, c'è qualche, hai studiato un modo particolare oppure no? Cioè sui 2 centrali chiaramente bisogna far leva, noi Sì, assolutamente sì, no, è un giocatore abile a giocare di raccordo, di seconda punta, come può essere il Cutolo nostro come caratteristica, Sì. ecco, quindi ci va attenzione, ma in questo momento qua è una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, in casa possono avere una spinta enorme. Io penso che dobbiamo andare giù, sapendo che può essere una guerra dal punto di vista sportivo, però dobbiamo cercare di metterla sulle nostre qualità e non adeguarci alle loro, perché sennò diventa un problema. Loro hanno dimostrato che con le loro fanno risultato, noi dobbiamo far leva su quello che siamo capaci. Ecco. Firmeresti per un pari, visto che hai alla vigilia... venire a casa con un risultato positivo domani penso sia fondamentale per noi. Quindi ti andrebbe bene anche il pari. È un risultato che portiamo a casa volentieri. Adesso devo stare attento come parlo, se no Usiamo la posizione, porteremo a casa. no, è un No, però è un portare a casa un ne hai risultato 2 su 3, positivo, voglio dire. sì. Sì, dai, Venire a casa con un pari da Castellammare è un risultato importante. Penso che nessuno direbbe che delusione Non sulla penso. carta. No, farebbe io no parlare, di sicuro. No, ma Cioè, nessuno non pare ovvio, insomma, buon senso. vista anche la forza loro, insomma. Sì, stanno bene. Sei vicino a questo record, se dovesse andarti bene però al massimo del fatto di superare anche i Varella e i Mammi, dicendo tutto quello che è stato discorso, cioè, è cambiata un po' la caratteristica, no? Questo Padova che all'inizio del campionato era forte in casa e poi adesso invece è diventato molto forte, è diventato squadra trasferta. Al di là del fatto dell'ambiente, scusa, ma vedendo anche come hai giocato a Livorno, come hai giocato a Brescia, come hai giocato anche a Vicenza, dà l'impressione che la squadra però gradisca molto di più fare la partita di rimessa. Questo può essere un fatto, nel senso che non è che gradisce di più, è che a fare la partita sempre noi in casa possiamo incontrare qualche difficoltà in più, ma non data dall'ambiente nostro, è data dall'atteggiamento dell'avversario. Vale lo stesso discorso quando noi andiamo in trasferta, se abbiamo fatto 8 vittorie come le ha fatte il Varese o come le ha fatte il Bari o il Torino, vuol dire che è proprio il trend delle squadre che è così. Ci sono state tante squadre che hanno fatto tante vittorie esterne, quindi penso sia sintomatico. Far partita in casa poi diventa difficile per tutti, non solo per noi. In casa il Bari penso ne abbia vinte poche in casa. Quindi... Senti, ultima cosa sui convocati, porti via qualcuno in più di qualche giovane? No, siamo mi sembra 20 con i 3 portieri.
Quindi non c'è nessun innesto? No, siamo su una sufficienza. E l'ultima cosa, su Milanetto, c'è questo ragazzo che si fa male continuamente, secondo te cosa dipende dal fatto che, detto tra virgolette, è vecchiotto? Sì, Nel è senso quello. che è usura fisica, poi si è sempre allenato bene, non ha mai avuto problemi, quindi l'infortunio scorso era strano, nel senso che ha avuto un distacco di un muscolo dell'anca, è una roba anche rara che venga fuori, quindi è un po' strano. Questa volta no, infortunio muscolare, è il primo che gli capita così in questa stagione, però insomma, può succedere. È perso ormai, diciamo, dal punto di vista... No, 4 settimane è ce la fai abile per giocare. Potrebbe anche quindi tornare prima della fine allora. assolutamente sì. Non abbiamo avuto tanti infortuni lunghi o gravi come l'anno scorso, tutta roba minima, però in questo momento qua si sommano, perché l'infortunio di Dramé di ieri e di Milanetto 2 giorni fa, in un momento dove secondo me tutti e due stavano bene, un po' di noia ce la dà, però ne ho tanti e penso sempre, soprattutto questa squadra, quando si trova in condizioni non di emergenza, perché non siamo in emergenza, però di qualche assenza di troppo ha sempre risposto bene.